La tradizione c'è sempre stata in famiglia dal nonno, dal padre, e non abbiamo mai diciamo, lasciato un anno di fare i maiali. È una tradizione che ci tengo a portare avanti perché il maiale vuol dire sussistenza, una volta voleva dire sussistenza per le famiglie, e il mio progetto è di far conoscere alle nuove generazioni che non tanti anni fa tutte le famiglie avevano questi prodotti, e li voglio far conoscere e anche far rivivere a chi le ha già vissute queste tradizioni, di mangiare un prodotto sano. Io li allevo soprattutto senza mangimi, quei cereali che produco io in azienda, e di sali minerali, e soprattutto li allevo col benessere animale, perché sono convintissimo che un animale che è alimentato in maniera sana e vive sui spazi adeguati e sta bene pulito, alla fine ci dà delle carni dalle qualità organolettiche entusiasmanti. Questo è il musetto campione del mondo. È prodotto con le parti meno nobili del maiale, scelte in maniera adeguata, e fatto con passione e con alcuni segreti che mi hanno permesso di essere campione del mondo. Nei prodotti uso solo sale, pepe e del vino rosso sui salami, ecco, non uso conservanti. Questo lo volevo specificare perché ho fatto questa scelta di non usare i conservanti, perché sempre hanno fatto, i miei genitori hanno sempre fatti senza conservanti, e non vedo perché non si possa continuare a farlo senza conservanti. E tutto è più impegnativo, però sono convinto di dare un prodotto di alta qualità. Allora cominciamo dal fiocco di spalla, dall'ossocollo, poi abbiamo l'ammenegona, che è un insaccato che ho fatto in questi anni, che farò conoscere quest'anno per la prima volta, e perché ha bisogno di 2 anni e anche 3 anni in questo caso di stagionatura. Poi ho la pancetta, il lardo speziato, la bondiola, il guanciale, e poi qui abbiamo la costicina, che è un salume che praticamente noi in famiglia lo abbiamo sempre fatto. È un salume particolare che sto promuovendo, far conoscere al pubblico, perché appunto c'è poca gente che lo conosce. Ecco, questa è la sorpresa che praticamente ho preparato per le persone che vanno a fare i gite con i pullman, che praticamente ha una fermata all'andata e una al ritorno, serve per fare un po' di festa ai viaggiatori, insomma, ecco.